Improvvise, quanto mai inattese, le dimissioni del primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Portogruaro. Standard di sicurezza al di sotto dei minimi per garantire nascituri, gestanti e personale. Vincenzo Cara, che era in carica da circa un anno, affida ad un breve comunicato questa scelta. Immediata la risposta del direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza, che si dice amareggiato. È sul sentore, anzi tutta l'azienda stava lavorando con il dottor Cara per la riapertura del punto nascite di Portogruaro, per la definizione dei protocolli, per la definizione del personale, per l'avvio il 29. Non ha informato nessuno di questa decisione, né il suo direttore generale, né il direttore sanitario, né nessun altro. Dimissioni che sono arrivate a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo punto nascita, cerimonia alla quale parteciperà anche il presidente della regione Luca Zaia. Noi il 29 comunque riapriamo il punto nascita di Portogruaro, lo riapriremo in sicurezza, come abbiamo sempre detto, quindi con tutto il personale necessario per la sua riapertura. Lo riapriremo secondo le decisioni del collegio di direzione che si è svolto circa 20 giorni fa e che ha preso tutte le decisioni che riguardano tecnicamente la riapertura del punto nascita. Un terremoto che ha sicuramente scosso i vertici dell'azienda ospedaliera, lasciando interdetti medici ma anche politici. Bramezza intanto ha già nominato il nuovo primario, che sarà Antonino Di Lazzaro, già operativo nell'ospedale di San Donà, ma sulla questione non intende lasciar passare ed ha già annunciato che farà tutto il possibile per sanzionare un tale comportamento. Insomma, all'orizzonte una causa legale. Farò tutto quello che è possibile per fare in modo che questo comportamento ci sia il modo di sanzionare questo comportamento, tutto quello che è nelle mie possibilità. Il punto nascita aprirà regolarmente, come annunciato. Io voglio che tante mamme del portoghese, della Bassa Friulana, vengano a Portogruaro a partorire. Io garantirò loro che potranno partorire in sicurezza. Quello che teniamo noi è la salute della mamma, del bambino.